Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon giovedì a tutti voi. Giovedì puntata dedicata alla natura perché andiamo assieme al Giardino delle Piante Officinali di Casola Valsenio a scoprire i segreti di alcune piantine. In questa puntata vi parliamo in particolare di topinambur, levistico e malva. E poi andiamo da Katia a scoprire una ricetta particolare, vale a dire una zuppa di topinambur al levistico. Buon appetito, buona visione. Ben ritrovati amici qui dal Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni, ben ritrovati per andare a scoprire altri segreti delle piante officinali assieme al direttore del Giardino delle Erbe, il nostro amico Sauro. Ciao Sauro. Ciao, buongiorno. Oggi iniziamo con il parlare di una pianta che ha un nome vagamente biblico, è il levistico, tant'è vero che se togliamo quella S rimane Levitico, che è uno dei testi sacri dell'Antico Testamento. Domanda a cui sicuramente tu risponderai no. L'assonanza è in qualche modo, insomma, il levistico deriva dal levitico, il levitico deriva dal levistico o proprio non c'entra niente? No, il nome sembra derivare da, il suo significato sia alleviare, togliere dolori, quindi la tradizione popolare legava un po' questo aspetto e i monaci benedettini che hanno diffusa, hanno divulgata parecchio tempo, ancora prima i medici salernitani la usavano proprio per togliere i dolori, quindi come menagogo, come sfiammante anche di patologie renali, aveva applicazioni diverse secondo la tradizione popolare. E ecco qui l'impiego suo anche in fitoterapia. L'uso maggiore oggi invece è legato soprattutto all'alimentazione, alla cucina, ma di questa pianta si raccontano tante storie, tanti avvenimenti, tanti aneddoti, proprio per la sua forma, la sua conformazione, la sua struttura. Intanto è una pianta particolare, qui vediamo, diventerà molto grande, ora è Mettiamo giovane, giù. fresca, bella rigogliosa. La pianta quando è in fioritura raggiunge quasi 2 metri d'altezza, a volte 1,60 m, 1,70 m. Appartiene alla famiglia delle ombrellifere, della Piace, e ha queste ombrelle molto sviluppate, molto grandi, portate da un fusto altrettanto ispessito, cavo, vuoto, abbastanza indurito. Ora vediamo le parti erbacee, queste, che se le rompiamo rilasciano un profumo molto gradevole, che ricorda un pochettino il sedano, ecco perché si chiama anche sedano di montagna o levistico. Mentre se stropicciamo la foglia non si sente più di tanto, quasi niente, solamente rompendo il fusto, rompendo, spezzettando la fogliolina. Si può anche masticare, certamente. Addirittura la tradizione popolare insegnava di utilizzare questi fusti, questi gambi, cavi. Infatti se guardiamo all'interno del fusticino si vede che è completamente vuoto, cavo, e questo nei casi di mal di gola o di tosse veniva consigliato proprio spesso da bere col latte, da usare come cannuccia, e sembrava togliesse, attenuasse il mal di gola. Vabbè, questa è una tradizione, un addebito, una tradizione popolare. Beh, c'è sempre un fondo di verità secondo me in queste cose, perché ci si sono curate generazioni, perciò. Sì, l'applicazione era questa, poi i tempi di impiego potevano variare un pochettino, però l'altro aspetto importante era che proprio fin dai medici salernitani, ancora i monaci benedettini, la consigliavano, la impiegavano per tantissime applicazioni curative, vere e proprie. È una pianta erbacea, vediamo qui, da usare al posto del sedano, sicuramente più delicato, più gradevole, è molto forte, intenso, ne bastano poche, però questa sua delicatezza è questo sapore che si attribuisce e che trasmette ai vari piatti, alle varie portate, da mettere in un'insalata, in una frittata, da mettere in mezzo alle carni, a varie applicazioni, vari impieghi, nei risotti, molto buono, nei sughi, ne basta pochissimo perché già una foglina come questa aromatizza un piatto. Poi è interessante perché le parti giovani, tenere, anche i fusticini possiamo impiegarli, sminuzzati, spezzettati, oppure come dicevamo prima, come cannuccia possono divertire i bambini per bere anche una bevanda. La pianta ancora è bene usarla sempre giovane, man mano che avanza il suo sviluppo e ci spostiamo verso l'estate, le sue foglioline tendono a chiassarsi, a macchiettarsi e diventare più brutte. Questo è un comportamento normale, soprattutto perché sopporta, tollera abbastanza male il caldo eccessivo, le temperature elevate. Sedano di montagna, cresce in ambienti freschi, umidi, dove anche le temperature della notte e della mattina sono abbastanza basse. Può succedere spesso di vedere la pianta in piena estate sofferente, quasi spoglia, completamente secca, come è successo in annate passate.
nessun problema, la pianta vive ancora, non è morta, però si riprenderà quando le temperature sono più consone al clima tipico della pianta, quindi con l'autunno riprenderà a vegetare, in inverno va in riposo, essendo perenne riprenderà a vegetare l'anno successivo. Poi ancora, ecco, è una pianta facile da far germinare. Il suo seme, che poi è quello che noi consideriamo frutto botanicamente, ma è un semino schiacciato, appiattito, di colore marroncino chiaro, e si raccoglie in piena estate, si semina e rapidamente dà origine a nuove piantine. Accorgimenti per se vogliamo piantare il levistico, annaffiare quanto, quando? Sicuramente è una pianta che si avvantaggia dell'umidità, del terreno umido, quindi bagnare un po' più spesso il terreno va sicuramente meglio, rinforza, ribostisce bene la pianta, senza eccedere ovviamente, come per tutte le situazioni, per tutte le piante aromatiche. Quando fa molto caldo possiamo bagnare quanto vogliamo, ma la pianta faticherà a rimanere bella, se non pianta giovane. Quando le piantine sono giovani nessun problema. Consiglio sempre d'estate semmai tagliare la pianta e stimolare il ricaccio con piccole annaffiature di tanto in tanto, queste subito se sono in piena terra. Ci vorrà acqua in vaso invece. Calcoliamo un vaso per il levistico abbastanza profondo, grande, perché ha un apparato radicale fittonante, quindi cresce molto verso il basso, perciò vasi profondi, un po' ampi, un po' spaziosi. E perché la pianta poi se cresce molto in altezza, se il vaso non è pesante, non è robusto, non è grande, ampio, cadrà, si rovescerà facilmente in terra. E allora per il momento lasciamo il levistico, andiamo a scoprire invece un'altra piantina che ha comunque un rapporto col levistico. Levistico, un nome che in qualche modo ci fa evocare l'Antico Testamento, questione di una S in più o di una S in meno. Levitico in questo caso no, è il levistico. Valentina, le proprietà. Il levistico è chiamato anche sedano di montagna perché comunque le foglie ricordano questo sapore e quindi può essere utilizzato in cucina come surrogato del sedano stesso per preparare dali da brodo o comunque come aromatizzante spezia. Viene anche chiamato prezzemolo d'amore. Osteria il prezzemolo d'amore è qualcosa che non ci possiamo far mancare. Perché anche qui una tradizione vuole che bere una tazza di latte attraverso lo stelo scanalato del levistico conferisca proprietà afrodisiache. Se vi ricordate qualche puntata fa Valentina ci aveva parlato della Santoreggia. Allora, Santoreggia magari sminuzzata in un po' di latte che viene assunto con una cannuccina di levistico è fatta, ragazzi. Se lo beve, non lo so perché. Non lo tenete più, non lo tenete più. Bene, scherzi a parte. Detto ciò, tornando a proprietà un po' più... diciamo non da fascia protetta. Sì, esatto. Il levistico viene rinomato per le sue proprietà diuretiche, quindi un ottimo drenante, ottimo anche per chi ha problemi di calcoli, renella, comunque diciamo alcune problematiche renali. Viene indicato anche per sgonfiare, sai, casi di caviglie gonfie, piedi gonfi, a meno che non ci sia una problematica renale o cardiaca alla base di questi edemi, perché comunque non è indicata. Diciamo che il levistico ha anche altre proprietà un pochino meno conosciute, viene indicato anche in caso di cistiti, è un leggero disinfettante, antibatterico, stimola e migliora il ciclo mestruale, ha proprietà immenagoghe, quindi rende anche migliore il ciclo stesso, diciamo un pochino dando sollievo, esatto, alle problematiche legate alla sindrome premestruale. Ma diciamo che il levistico in realtà è conosciuto a tutti come coadiuvante nei rapporti un po' stanchi, quindi la ricetta del giorno è tazzotta di latte, sbriciolate dentro un po' di Santoreggia e poi bevete attraverso una cannuccia di levistico. Io però non voglio sapere come andrà a finire quella notte lì. Ciao Valentina, Ciao. grazie. E allora dal levistico ci siamo spostati per scoprire un'altra pianta enorme, è altissima, ha anche le foglioline che grattano un po', speriamo che non facciano l'effetto dell'ortica, ma nel caso lo scopriamo assieme. E adesso Sauro ride, quindi probabilmente tra 2 secondi sono piena di bolle. Questa pianta che vedete qui è il topinambur, la sua caratteristica. Il topinambur è una
piantaccia, un'erbaccia, proprio per il fatto che la troviamo spontanea un po' ovunque, ai bordi delle strade, dei fossi, sulle margini di qualche bosco, ma in genere in luoghi abbastanza freschi, umidi, i fossati sono i più frequenti. Nell'autunno compaiono i fiorellini gialli, sono queste formazioni che si vedono qui in alto, che ora sono ancora chiusi, tra un pochettino saranno aperti, saranno di colore giallo, con le bellissime margherite molto grandi che si vedono su queste, ai bordi delle strade, su queste piante alte. La foglia è ruvida, è rugosa, quasi irritante se ce la sfreghiamo addosso, piccole irritazioni potrebbero anche darla, soprattutto alcuni tipi di pelle. È una caratteristica ancora della foglia, soprattutto sulla lamina superiore, questa ruvidità si sente ed è maggiormente marcata, accentuata. La porzione epigea, la parte della pianta si usa pochissimo, se non qualche petalo volendo potremmo impiegare, ma ciò che ci interessa maggiormente del topinamburo, il Lianthus tuberosus, così come si chiama botanicamente, è ciò che è sottoterra. Andiamo a toglierlo? Proviamo. Proviamo. Io faccio niente, io commento. Esauro, adesso abbiamo... Togliamo un pochettino e questo è quello che ci appare sottoterra, che troviamo. Sono questi tuberi, queste patate, come sono nelle patate classiche, tutte bitorsolute, bernoccolute, piene di questi piccoli bugneti. Ce ne sono di più piccole, di più grosse, le troviamo di varie tipologie. Qui in mezzo, se andiamo a rovesciare, staccare un po' con la terra, si vedono abbastanza bene. Ecco, sono quasi in superficie. A volte sono molto grandi, molto grosse, altre volte più piccoline, dipende anche dalla stagione, dall'umidità del terreno. E queste sono le parti che si possono utilizzare in cucina. Sono molto importanti, soprattutto per i diabetici, perché contiene questo tubero uno zucchero semplice che si chiama inulina ed è importante per i diabetici, non dà nessun problema, quindi alimento utilissimo per loro. È un tubero che può essere mangiato in modi differenti, pulito per bene, lavato, decorticato, si può mangiare in pinzimonio. Lega appena un pochettino, dolciastro, e ha questo retrogusto caratteristico del topinambur di carciofo, che lo si trova in tutte le preparazioni. Si può mangiare lessato, quindi o saltato in padella, oppure aromatizzato con delle erbe aromatiche, fritto, in risotti, in zuppe, sono veramente molto molto buone. È un prodotto del terreno ottimo per il periodo invernale, da usare sempre durante l'inverno, perché no? Tanto ci facciamo una zuppa, un risotto, applichiamo in altri modi, al posto della patata classica. E ancora si può conservare tutto l'inverno senza grossi problemi, e poi ogni pezzettino di questo tubero che mettiamo in terra otteniamo una nuova piantina. Quindi da qui partiranno nuovi gettini per formare queste enormi piante che a volte superano anche i 2,5 metri di altezza e che andremo l'anno successivo a togliere dal terreno per raccogliere e utilizzare nuovamente queste patate per la raccolta, per la cucina, insomma. Ipotesi, noi piantiamo ora il topinambur, quanto ci vorrà per poterlo raccogliere? Si pianta in primavera e l'anno successivo, quindi l'autunno successivo, è pronto per la raccolta. Cioè, quindi non l'autunno immediatamente dopo, ma quello dopo ancora? Subito l'autunno immediato, quindi però. 7 mesi, 8 mesi circa. Se va veloce il Molto, topinambur. molto rapido, rapidissimo nella crescita, vuole un terreno profondo, possibilmente fresco, umido, dove la patata possa crescere facilmente. Se è necessario, l'estate fosse molto siccitosa, bagnare, annaffiare, irrigare potrebbe essere un aiuto per avere delle patate più grosse, dei tuberi più ingrossati. Sono curiosa di sentire il profumo, no? Il sapore Sì. con la terra, magari no? Profuma di ravanello. Si può mangiare, assomiglia un pochettino vagamente al ravanello, ma quando si mangia il sapore ricorda più quello di un carciofo. Toccandolo con le mani, questa parte qui, o sbucciandolo, appiccica un pochettino. Questo è un po' caratteristica ancora di questa topinambur. Ci sono delle preparazioni che uniscono il topinambur e il levistico? Sì, ci sono varie preparazioni, zuppe, si diceva prima delle vistiche, nelle zuppe molto buone, nei risotti molto buono, e il topinambur uguale, insaporiscono, quindi questi vengono abbinati spesso insieme, oppure in un'insalata, perché no, un'insalatina aromatica, dove come ingredienti possiamo mettere anche il topinambur tagliato a fettine sottili, il levistico a foglioline sminuzzate in mezzo che insaporisce, qualche foglia di origano, di timo, di pimpinella, mettere ancora delle altre erbe aromatiche, del tarassaco, della piantaggine, un'insalata di erbacce se vogliamo, però
saporite, profumate e di consistenza diversa, può diventare piacevole. Un'insalata autunnale, visto che usiamo il topinambur, può diventare anche questa molto gradevole, interessante, sfiziosa, gradevole e forse anche bella da vedere, perché possiamo aggiungere qualche fiorellino di stagione, nonché i colori stessi di queste parti di pianta, tuberi, foglie, fiori, danno piacevolezza poi anche al piatto e chissà che non voglia anche mangiarlo. Uno di quelli evocativi, avete già sentito nel corso di questa puntata parlare di topinambur. Le sue proprietà, però almeno da un punto di vista erboristico, ce le spiega adesso Valentina. Il topinambur è quel bel fiore giallo che hai potuto ammirare, sembra quasi un piccolo girasole. Noi però non usiamo in erboristeria la parte aerea, quella più superficiale, ma la parte iposea, la parte sotterranea, questo tubero che viene chiamato anche carciofo di terra perché ha un sapore che lo ricorda molto da vicino. Sembra come una piccola patata o forse un po' più fusiforme e viene usato molto nell'alimentazione anche di bambini, anziani, persone debilitate, proprio perché ha un notevole contenuto di vitamine del gruppo B, sali minerali, ferro, e inoltre contiene uno zucchero chiamato inulina che può essere consumato tranquillamente anche dalla popolazione diabetica, per questo intendevo anche anziani. Per sfruttare proprio queste sue proprietà bisognerebbe consumarlo non fritto, non cotto, non quelle chips buonissime che si mangiano di topinambur, non cotto, proprio perché le vitamine sono termolabili e quindi si perdono tutte le sue proprietà. Bisognerebbe consumarlo crudo in pinzimonio, cercando di raccoglierlo nell'opportuno periodo balsamico, quindi in autunno o comunque alla prima stagione invernale, e si può conservare per qualche settimana in frigorifero, cercando di scegliere magari le radici con la buccia più integra, metterle all'interno di un sacchettino di plastica bucherellato, avvolgendole in un foglio di carta per assorbire l'umidità, oppure fare un po' come si faceva una volta per le carote, metterle sotterrate nella sabbia, e lì si possono conservare anche per un paio di mesi. Non è possibile invece purtroppo congelarli perché comunque non mantiene più le sue proprietà. Quindi le vitamine non vanno cotte né congelate perché si perdono. Esatto. No? Quindi il topinambur abbiamo scoperto anche grazie a Valentina le proprietà che ha, che erano personalmente a me sconosciute. Bambini, anziani, vi può in qualche modo aiutare, soprattutto se avete dei problemi di carenza vitaminica nel gruppo B, e insomma provate, buon appetito, in pinzimonio aggiungere un pezzetto di topinambur, quantomeno esotico.